Siamo qui alla Criotech Eng, abbiamo Antonio Viviano che è il direttore della Criotech. Buongiorno e benvenuti. Viviano, Criotech dove vuole arrivare? Ma Criotech nasce negli anni 60 come un'azienda di ricerca. L'obiettivo nostro è ancora quello, essere un'azienda che porta innovazione, porta conoscenza e ha un'attenzione particolare per i bisogni reali del mercato. E di fianco a Viviano c'è Alessia Cugliati che è l'account manager della Criotech. Alessia, quest'anno è successo che l'ha vista protagonista della scena commerciale, oltre che aver acquisito una leadership all'interno dell'azienda, e quali sono le caratteristiche che hanno permesso tutto questo? Sicuramente tutto il lavoro che Criotech ha fatto l'anno scorso a quest'anno ha permesso di importare nuovi sistemi innovativi che sono andati quindi a migliorare la struttura aziendale, dalle risorse umane, dal magazzino e soprattutto dall'ufficio commerciale e la rete vendita, che ci ha permesso di trovare clienti e collaboratori che hanno aiutato la Criotech a raggiungere determinati obiettivi. Abbiamo Guido Caponi, che è il responsabile Atlas. Dottor Caponi, perché avete scelto Criotech come partner in questo importante progetto? Abbiamo valutato diverse aziende, ma Criotech è sicuramente quella che ci ha convinto di più per la loro voglia di puntare sulla qualità e appunto di sondare tutto il mercato che è comunque in crescita. Grazie. Viviano, a fronte di questo, come vede il 2022 per Criotech? Beh, avere l'onore di poter collaborare con un'azienda come Atlas e con una persona così di spicco all'interno di Atlas per questo progetto sicuramente ci dà grossi stimoli. Crediamo molto nel progetto appunto di condizionare il gas in maniera diversa, il fatto che trasportare alla fine bombole di gas e perciò è inquinante, cioè il camion controlla il traffico. Fortunatamente con la tecnologia di Atlas si può produrre direttamente in loco il gas che c'è bisogno a dei costi estremamente contenuti, rispettando l'ambiente e dando un'opportunità al cliente di ottimizzare i suoi processi di lavorazione. Perciò siamo sicuri che il prossimo anno sarà un anno di successo. Alessia, cosa ha mosso Criotech per attivarsi in questo progetto? Sicuramente il fatto è che da quest'anno abbiamo trovato dei partner che hanno preso a cuore un progetto, tra questi appunto Atlas Copco, dove abbiamo iniziato a lavorare per sinergia. E quindi c'è anche un famoso detto che io poi credo molto, ovvero che nella vita bisogna sempre ragionare per produttoria e mai per sommatoria, quindi in questa maniera si vanno a moltiplicare i risultati. La sinergia al giorno d'oggi penso sia la cosa fondamentale per le aziende. Grazie. Abbiamo il dottor Guido Caponi che rappresenta la Atlas. Sì, sono Product Marketing Manager per quanto riguarda i gas industriali. Perfetto. Ok, questa idea brillante, cioè come pensi di svilupparla insieme alla Criotech? Stiamo sondando il mercato anche tramite campagne, ma anche appunto la collaborazione con Criotech ci ha permesso di ampliare quello che possono essere le soluzioni verso il cliente ed è quello dove vogliamo andare, vogliamo fornire al cliente tutte le soluzioni di cui ha bisogno e Criotech penso sia un partner fondamentale per questo, soprattutto per quel settore di food and beverage per cui collaboriamo, ecco, e non solo. Certo. Ma questo progetto sicuramente è una soluzione efficiente davanti alle esigenze dei clienti. Da dove è nato questo progetto, questa idea? È nato proprio dalle esigenze dei clienti, perché sondando il mercato e offrendo appunto la possibilità dell'autoproduzione di gas industriali ai clienti, ci siamo accorti che per alcune applicazioni l'utilizzo di un miscelatore di gas puri poteva convenire al cliente sia in termini di qualità che in termini economici. Così ci siamo mossi appunto per questa collaborazione. Perfetto. Ma la collaborazione Atlas-Criotech in cosa si svilupperà nel breve futuro e con quali servizi e apparecchiature? Abbiamo alcuni progetti in ballo che appunto speriamo di sviluppare presto. L'idea è comunque quella di collaborare, di continuare a collaborare quando ci saranno le opportunità e di appunto prendere tutte le opportunità del mercato.
e anche magari continuando a sviluppare quella collaborazione, magari anche con nuovi progetti che appunto stiamo iniziando a parlare di uno sviluppo proprio di una macchina plug and play comunque pronta all'utilizzo. Ok, infatti potremo presto vedere un sistema completo operativo? Sì, esattamente, è quello che stiamo pensando e che Nel 2022 ci saranno tante sorprese. ci stiamo muovendo verso quella direzione, ecco. Grazie a tutti, ringraziamo appunto Antonio Viviano, Grazie a voi. Biotech Gang, Alessia Cogliatti, account manager di Biotech Grazie a voi. Gang, e Andrea Caponi, responsabile gas industriale di Atlas. Grazie.